39, la smorfia. 80, Tombola! la bocca. Ma voi lo sapete da dove arriva il nome tombola? Da dove arriva il gioco della tombola? Pensate che risale circa al 1734 e nasce soprattutto da una diatriba tra Carlo III di Borbone, l'allora re di Napoli, e il frate domenicano Carlo Maria Crocco, che era un frate praticamente molto devoto e poco incline ad accettare i giochi, specialmente nella comunità della città partenopea. La tombola però da quel momento è diventato uno dei giochi più popolari e sono quei giochi che sono diventati il passatempo nelle nostre famiglie, soprattutto durante le festività natalizie. Infatti spesso è ricorrente l'abitudine di trovarsi, mangiare frutta secca, un po' di frutta, magari qualche fettina di panettone o di pandoro, condita con qualche chiacchiericcio e intervallata da dei momenti di gioco come questi della tombola o quelli delle carte. Molto spesso però c'è anche l'abitudine di sostituire i premi, quelli più ambiti della tombola, con piccoli pacchettini che generano delle sorprese, che nascondono delle sorprese, o c'è anche l'abitudine, diciamo, abbastanza odierna di riutilizzare regali che abbiamo ricevuto e che magari non rientravano proprio nei nostri interessi. Anche voi avete ricordi legati a questi momenti trascorsi in famiglia? Se sì, vi invito a condividerli con noi.